Sì. Stanno a sentire i genitori, no, non voglio dire che i consigli non stanno a sentire, però mamma a un certo punto lasciatevi andare. Dopo 4 anni che è fidanzato con questa ragazza, vabbè, non si può fare, mamma aveva ragione, quella pistella, la via lattea, la mezzaluna, la luna turca, la luna china, la luna rosa, i cimmeruni ci stanno, Giacomo Leopardi, a un certo punto io non ce la facetti più, andai dalla ragazza e disse, ma che capi? Giacomo Leopardi è da morire, io voglio la carne. Dice, un macellaio che sta a capo, non piace, hai capito la carne, io voglio fare sesso con te. Giustamente la ragazza nuova dice, tu dopo 4 anni vieni proprio oggi. Perché viene di sangue, si mangia la carne. Dice, no, senti, oggi non lo possiamo fare, no, non hai capito niente, io sto pure che capire già fa. No, capite questa che lei fa, ma non potremmo fare, allora non hai capito, dici che posso fare, non potremmo fare, questa cosa che capo tu. No, tesoro, non potremmo fare, tesoro, io ti parlo, basta, non fai fare. No, ma io so dei figli, però non posso fare, perché i soldi non fai fare, non ci c'è, ma si sono sempre le rape, scusa, ma mandare non è chiaro, io arrivo con i sesso voglio fare, oggi già sei arrivato un matrimonio fra. Non lo potremmo fare, non lo potremmo fare, ma perché non potremmo fare? Poi il ciclo. Ma che cazzo te questo? Quelli 4 anni non sono mai ancora. Adesso pure tengo la motocicletta. E c'è una cosa, che tu canale c'è con la macchina di papà, dice mi viene su, tengo un scotch, il giornale riportato, dice ma te non hanno spiegato niente, non sai. Dice mamma che cosa si può, non mi spieghi. Allora mettiti là in immagine perché noi oggi sesso non lo possiamo fare. No, io voglio sapere perché? Perché? Ma come te lo devo spiegare? Ho le mie cose. Ma quando non penso un scatolone, fammi capire. Ma fate una station bene con molto bagaglia grosso, voglio aiutare. Voglio queste sono figure in merda che un uomo fa nei confronti di una donna, gli fa capire che tu nel senso della vita non sai niente, la colpa è tua mamma. Tu in quanto donna e in quanto mamma hai il dovere di spiegare al tuo figlio maschio che la donna una volta un mese ci succede che una cosa là. Che poi che cazzo vi succede? Partito 15 giorni prima. Sanno non è, chi sta venendo? Chi cazzo vuole? Ma i tre, chi sta facendo parlare oggi? Chi cazzo vuole? Poi mi vengono avvertiti nei momenti più disparati, stai in tuo bagno, tu sai che l'aveva preso, sono venuto, una volta! È una cosa sconvolgente, stanno sempre come i pazzi, non mi può dire niente, io sono proprio, non vorrei che si dica, tira via tu, non sto, che cazzo è massa? Ma perché stanno così? Sono gli ormoni, voglio parlare con sto ormone, io sono sto ormone. Io voglio parlare con l'ormone, gli ormoni sono una specie di postini che portano informazioni all'utero e che ci portano il cartello dell'equità,